La filiera del riso è molto sviluppata nel territorio ferrarese, si parla all'incirca di 8-9 mila ettari di superficie coltivato a questo cereale. Noi siamo a Iolanda di Savoia e parliamo appunto di questa coltura molto importante per questi areali. Ne parliamo con Massimo Piva, cerericoltore e vicepresidente anche della Confederazione Italiana Agricoltori di Ferrara. Buongiorno Piva, allora siamo in piena mietitura, anzi ormai siamo già stiamo prendendo una coda della mietitura, no? Siamo alla fine. Un cereale, dicevo qua, molto importante per questo territorio e è un importante anche per voi agricoltori da garanzie di reddito? Oppure ci sono ancora insomma delle remore da questo punto di vista? Dobbiamo fare una distinzione agronomica innanzitutto da quella economica. Noi ci troviamo esattamente in uno dei punti più bassi d'Italia se non d'Europa. Qui siamo nei pressi della corte Magoghe e se andiamo a vedere su internet Iolanda di Savoia, corte Magoghe, e siamo intorno ai 4 metri sotto il livello del mare. Quindi se noi adesso siamo all'asciutto, si fa per dire, è perché c'è un consorzio di bonifica e tutto un reticolo di canalizzazioni e di pompe idrovore che ci tengono, diciamo così, all'asciutto. Quindi riesce a sgrondare l'acqua, anche se comunque il riso ha bisogno di acqua, ma specialmente per la raccolta, per la mietitura abbiamo bisogno di un po' di asciutto. Il problema agronomico di questi terreni è che sono di natura prevalentemente torbosa e quindi non hanno un potere tampone rispetto alla salinità che con anni di coltivazione in asciutta risale. Quindi noi abbiamo proprio l'esigenza, dopo un tot numero di anni di altre colture asciutte, di far tornare il riso per poter dilavare la salinità di questi terreni. Questa è una delle motivazioni per cui questa coltura è assolutamente importante per questo territorio, perché è necessaria sotto l'aspetto della produttività delle aziende. E poi in secondo luogo, essendo una coltura così impegnativa anche dal punto di vista lavorativo, lo è anche economicamente. Allora Massimo, il riso del Delta è un'eccellenza a livello nazionale e non solo, ci sono varietà molto conosciute, per i risotti mi riferisco in particolare. Allora, è difficile coltivare riso, ad esempio questo riso che varietà è? Partiamo da questo. Questa è una varietà di nome Cameo, che è un succedaneo del Baldo, quindi è una tipologia di riso molto amata in Turchia, addirittura lo coltivano anche loro, stessa varietà. Quando rimangono senza chiedono l'intervento all'importazione all'Italia. Ecco, diciamo che il ferrarese è un superfino questo è un riso. superfino, il ferrarese è importante come areale, però il Piemonte, la Lombardia è altrettanto importante, poi ci sono nicchie come in Sardegna ad esempio, dove si produce riso, però diciamo che insomma la fa da padrone in questo caso il nord Italia, in particolare Piemonte e Lombardia, dove comunque c'è una filiera anche lì altrettanto radicata sul territorio. Però qua dicevi è indispensabile perché apporta questo miglioramento del terreno, terreni che sono stati strappati alle acque sostanzialmente, di bonifica, quindi terreni molto torbosi che io qua mentre siamo venuti in questo campo abbiamo visto tanta fauna selvatica, addirittura gli ibis che sono diventati endemici qua, no? L'ibis che viene dall'Egitto, i fenicotteri. Nel periodo, diciamo così, dei primi allagamenti abbiamo questo problema qua, però sono bellissimi. Quindi arrivano e quindi questi quando voi seminate vanno anche un po' a mangiare. Quando allaghiamo. Quando allagate. No, non è che mangiano il riso, loro calpestano, hanno un peso notevole, arrivano con stormi di notevole dimensioni e quindi tanti animali concentrati su un piccolo appezzamento lacustre come può essere una risaia. Il riso quando viene calpestato non germina più, ecco, questo è il problema. E quindi insomma sono molto belli, ma da questo punto di vista insomma qualche problema lo crea. Poi vabbè, ci sono le nutrie, ne abbiamo parlato tante altre volte, che con tutta quest'acqua qua, insomma queste ma abbiamo anche tanti altri volatili, abbiamo le spatole, abbiamo anche i cavalieri d'Italia, si sono visti anche qua. Diciamo che le nostre risaie fanno da richiamo ad una varietà di uccelli che è incredibile. Senti, allora, partiamo dall'inizio, cioè il riso viene seminato in primavera, io ho visto a volte che viene allagato come dicevi tu prima, ma c'è un riso che viene anche coltivato in assenza di acqua? Sono tutte prove sperimentali che si sono fatte, c'era un riso che si chiama Prometeo
sperimentato in Sardegna proprio per il fatto che lì l'acqua è un fatto C'è abbastanza carenza raro, d'acqua, c'è sì. carenza d'acqua, e quindi sono state fatte delle prove incoraggianti, ma non abbiamo ancora un riso che cresce senza acqua. Quindi ci vuole, l'acqua L'acqua è è assolutamente fondamentale. necessaria. Quindi viene allagato, questi campi vengono allagati, poi restano allagati fino alla mietitura, oppure c'è ogni tanto viene portato Ci all'asciutta? sono degli step di asciutte da fare durante la coltivazione, perché chi ad esempio utilizza ancora la semina tradizionale in acqua, cioè prima si allaga e poi si entrano con i trattori equipaggiati in un certo modo per poter seminare a spaglio. E lì serve l'asciutta di radicamento, cioè quando il riso è germinato dopo un periodo variabile dai 5 ai 14-15 giorni, a seconda delle temperature, si provoca l'asciutta proprio per permettere alla radice di riso di attecchire il terreno, perché è aerea nel momento in cui lo fa. E questo è, diciamo così, e poi dopo ci sono le asciutte che devono essere fatte per consentire i vari diserbi, insomma la pulizia dal giavone, più che altro, che è la malerba più dannosa per il riso e la più comune anche. E si va a mietere ottobre, a volte anche novembre si va. Sì, si parte da settembre per i primi seminati e per le varietà più precoci, fino ad arrivare anche a novembre per le varietà più tardive e per le semine, magari le false semine che sono state fatte in un periodo successivo, e così. Qual è la produttività media di un ettaro di riso? A seconda ovviamente anche dalle varietà, mi immagino. Sì, ci sono varietà che si prestano, come il cammeo, ad essere molto produttive, possono arrivare anche attorno alle 8 tonnellate per ettaro, addirittura in alcuni particolari anche a superarle. Poi ci sono varietà, quelle storiche tradizionali, tipo l'arborio e il carnaroli, che possono arrivare al massimo a 5 tonnellate, ecco, è già difficile riuscire a farlo. Però diciamo che sul mercato viene quotato diversamente rispetto a Certo. un prodotto che magari ha un volume maggiore di resa, però poi dopo la qualità viene percepita meno dal consumatore, quindi ha un costo inferiore. Sì, certo, la qualità, ecco, non dipende dalla produzione, cioè sono slegate le due cose, perché la qualità dipende dal tipo di terreno, dipende dal clima come è stato, dall'attacco fungino che c'è stato, perché se arriva il brusone, si ammala di brusone il risone, cioè la qualità non può che essere scarsa. Stiamo parlando di resa alla lavorazione, cioè di chili di prodotto finito inscatolato su un quintale di riso. Ecco. Certo. Adesso con questi mezzi si riesce ad andare anche quando i terreni sono pesanti, quindi mezzi cingolati, lo vediamo la trebbia che è in azione in questo momento, quindi la gommatura è importante, però ormai si entra in campo con mezzi super attrezzati da questo punto di vista. Solo cingolati, cioè in qualche rara occasione si è entrati in risaia con delle trebbie gemellate, cioè dotate di doppia gommatura, ma lo si fa solo in casi estremamente rari. Ecco, diciamo che la trebbia deve essere cingolata o con catenarie in ferro o con le nuovissime ipertecnologiche catenarie in gomma, ma comunque la mettitrebbia deve essere cingolata. Ci sono stati dei casi in cui il mezzo è rimasto impantanato in mezzo alla risaia, per cui dopo siete dovuti intervenire per tirarlo fuori In appunto dal campo? in queste zone qui sì, penso anche in questo pezzamento e in quelli limitrofi, addirittura sono intervenuti anche, diciamo così, non dico i vigili del fuoco, ma quelli che collaborano con i vigili del fuoco per tirare fuori delle mettitrebbie da situazioni incredibili. Veramente una volta ho visto la cabina che era di poco, va bene, sopra il livello del terreno, cioè delle cose Casi incredibili. estremi. Qui siamo in terreni ex palude, cioè, quindi... Quanti anni si può diciamo seminare sullo stesso pezzamento il riso? Allora, teoricamente può essere fattibile per decenni, perché in Piemonte abbiamo delle risaie anche di alcuni secoli, però agronomicamente e tecnicamente ci sono dei problemi che poi dopo limitano diciamo così, la permanenza del riso sullo stesso pezzamento, che è dovuto all'inquinamento da riso crodo, che è un infestante, e che si può combattere
ma solo per un tempo limitato per non creare delle resistenze, con dei risi di varietà Clearfield che consentono la pulizia del riso selvatico. E poi ultimamente dal proliferare di giavoni che sono diventati molto resistenti agli erbicidi. Sono stati tolti erbicidi importanti che usavamo in passato, ne sono stati messi sul mercato di nuovi che hanno avuto un impatto positivo all'inizio, ma che con il tempo stanno creando delle resistenze. I giavoni si stanno modificando e stanno diventando più resistenti. Quindi presenza di riso crodo, presenza di nematodi anche del riso nel terreno e presenza di piricularia all'interno, diciamo così, delle paglie, per cui il riso tende a bruciarsi, diciamo così, e a fare solo della scatola, come diciamo noi, della lolla, e la presenza di malerbe infestanti. Quindi 4-5 anni? Possiamo arrivare anche tranquillamente a 7, 8, 10 anni, ecco, sì, diciamo. Poi bisogna insomma mettere una cultura alternativa per un po' di tempo. Esattamente, sì, qui nel ferrarese non usiamo, ecco, tenerla per tantissimo tempo. Allora, questa è la fase produttiva, dopodiché una volta che viene scaricato e viene trebbiato il riso, quindi lo si porta in stabilimento, cosa avviene? Poi la filiera tu chiudi, non dico completamente la filiera, però hai un tuo stabilimento per essiccare il riso. Quindi cosa avviene, e poi magari lo andremo a vedere in seguito, lo porti in stabilimento e poi c'è una fase abbastanza complicata e attenta che ti comporta anche delle notti insonni, perché quando nella fase dell'asciugatura, quindi dell'essiccazione, bisogna stare lì sul campo. Io ho un impianto tradizionale, come dicevo, storico, e quindi serve la presenza. Adesso con gli impianti ultramoderni, ne ho visto uno appena installato a pochi chilometri da qua, addirittura gli si digita l'umidità a cui lo si vuole portare e lui attraverso un'app diciamo così, trasmette tutti i dati di che cosa sta facendo della situazione del momento, quindi sta dicendo adesso da 24 di umidità siamo scesi a 20, insomma è molto più tecnologico, diciamo. Non è il mio caso perché io ho ancora un impianto ottocentesco come concezione, però non esiste partita di riso che non debba essere essiccata, passata per l'essiccatoio, perché oltre a togliere l'umidità l'essiccatoio fa anche la pulizia del riso, quindi c'è un... Allora la trebbia è arrivata, poi si passa allo scarico, poi ti seguiamo in stabilimento, ci fai vedere dopo cosa avviene nella fase, diciamo, di essiccazione. Benissimo.